Buonasera, ben trovati a Focus TG. La notizia che intristisce un po' tutto il Veneto, il bambino scosso dalla mamma non ce l'ha fatta, è iniziata la procedura per l'espianto degli organi. Il bimbo di 5 mesi è arrivato in ospedale a Padova una settimana fa, dopo che la madre, originaria di un comune del Bassanese, lo aveva scosso con forza, non ce l'ha fatta. La morte è stata formalizzata dalla commissione composta da un medico legale, un neurologo e un anestesista che hanno decretato la morte cerebrale in seguito a un secondo approfondito esame. Quello che è stato fatto è quello di assistere il bambino finché non si completassero le indagini cliniche e la commissione terminasse il proprio lavoro per definire lo stato di morte cerebrale che è avvenuto. Sono state così staccate le macchine che tenevano in vita il bambino, mentre i genitori hanno autorizzato l'espianto del cuore e del fegato e la procura ha dato il via libera. Noi abbiamo avuto l'autorizzazione dai genitori che purtroppo in questa situazione drammatica hanno consentito che ci fosse la donazione degli organi, poi l'autorità giudiziaria che ha dato il consenso e adesso gli specialisti valutano se è possibile utilizzare degli organi e speriamo che lo sia, in modo che altri bambini ne possano poi beneficiare. Il piccolo è stato seguito in questi giorni dai medici della terapia intensiva di pediatria. Ora per la madre, inizialmente indagata per lesioni gravissime, potrebbe essere formalizzata l'accusa di omicidio colposo. Era stata proprio la donna a confessare ai carabinieri di essere stata lei a scuotere violentemente il piccolo, che non riusciva a riaddormentarsi. Secondo il suo avvocato, Leonardo Massaro, la donna non sarebbe stata in sé quando ha scosso il figlio. Noi ne vediamo di questi casi e purtroppo non tutti sono così gravi, ma ce ne sono situazioni di questo tipo che evidentemente rappresentano situazioni di difficoltà, di disagio che dovrebbero essere prevenute in qualche modo dai servizi che ci sono, però ovviamente non sempre questo può accadere. Venezia sta vivendo un momento difficile per il turismo, lo sappiamo bene, dalla grande acqua alta del 12 novembre ad adesso, ripercussioni proprio sugli arrivi dei turisti nella città lagunare, ma c'è una polemica anche per come sono spesi o saranno spesi 10 milioni di euro arrivati in città per appunto servizi ai turisti. Un piano da 10 milioni di euro per la gestione del turismo a Venezia. Il provvedimento del comune arriva in un periodo non certo florido per quello che sembrava un comparto inesauribile, ma i turisti prima o poi torneranno e per una città in cui i visitatori si contano a decine di milioni è importante farsi trovare pronti. Viste da Cafarsetti, le 4 delibere attuative degli interventi ricompresi nel Patto per lo sviluppo della città di Venezia rappresentano un impegno serio e costante per trovare soluzioni in grado di conciliare la vita quotidiana dei residenti con quella dei turisti. Ma non tutti la pensano così. Il gruppo 25 Aprile, ad esempio, una piattaforma civica con migliaia di iscritti e di follower sui social, composta quasi interamente da residenti veneziani che i soldi li avrebbero spesi diversamente. A me preoccupa appunto perché un giorno potrebbero interrompersi i finanziamenti a Venezia se al di fuori di Venezia c'è la sensazione che non sappiamo spendere, che li spendiamo male. Qui si stanno spendendo male, secondo me. Sul turismo sicuramente sì, non è stato fatto nulla in questi 3 anni e adesso per non perdere 10 milioni si inventano una barzelletta. Il primo milione di euro va a Vela SPA per comunicare a livello locale, nazionale e internazionale le iniziative assunte per la gestione dei flussi turistici, cioè evidentemente quello che si farà agli altri punti. 1 milione di euro ad AVM per riorganizzare gli approdi al Tronchetto, più un altro milione per pannelli elettronici e non meglio specificati sistemi di comunicazione innovativi. Quindi tra gli altri sistemi integrati di prenotazione, potenziamento della rete Wi-Fi, creazione di un'app dedicata a Venezia e realizzazione di percorsi tematici illuminati a Mestra e Marghera per creare un boulevard colorato che colleghi Piazza Mercato a Piazza Ferretto attraverso la stazione. Non si vede cosa c'entra col patto per Venezia. Per questo dico che i contribuenti italiani un giorno potrebbero anche stancarsi di spedire dei soldi, anche gli SMS, per Venezia e constatare poi che invece vengono spesi altrove. Venezia e Venezia. Come si sarebbero potuti spendere questi soldi? Con un flusso programmato di turisti che possiamo definire con una soglia di carico nei periodi di punta, qualche indizio c'era, le intenzioni della Paola Mar sembravano essere quelle di arrivare anche a una programmazione, ma siamo ancora lontani anni luce da questo risultato. Sono stati sperimentati tornelli, mai chiusi peraltro,
Si parla di conto a persone, ancora non sappiamo quanti turisti abbiamo a Venezia, neanche questo sappiamo, con 10 milioni di euro stanziati 3 anni fa non sappiamo quanti turisti abbiamo a Venezia. Il 43enne Fabrizio Melodia è scomparso, è di mira da giorni, non ci sono tracce e c'è un appello a questo punto della moglie Sabrina. Io l'ho sentito il 22 di dicembre alle 10:50 circa di sera. La chiamata e cosa le ha detto? Niente, che stava rientrando a casa in auto con altre 2 persone, due professori del corso di sceneggiatura che aveva fatto, con cui stava lavorando, e che si erano fermati in un autogrill a Pesaro. E da qui in poi di Fabrizio Melodia, 43 anni, di mira, non si ha più alcuna traccia né notizia, come ci racconta la moglie. E dopo sarebbe rientrato a casa, che avremmo finito di fare le compere di Natale il giorno 23 assieme e basta. Questo è tutto quello che mi aveva detto, che mi amava e che non vedeva l'ora di vedermi. Fabrizio si trovava in Abruzzo da settembre, dove stava girando una fiction di fantascienza per la TV, così aveva raccontato alla moglie. Ho fatto la sceneggiatura e stavano facendo le riprese. Soltanto pochi giorni prima dell'ultima telefonata fatta alla moglie, Fabrizio aveva prelevato 6.000 euro dal conto corrente in comune. Il 14 di novembre. Sposati da 16 anni, mai una crisi, né un sospetto. Sabrina si è sempre fidata di lui, al punto che non gli aveva nemmeno mai chiesto i nomi delle persone con cui lavorava, né si accompagnava in auto la sera della scomparsa, visto che lui non guida. L'appello di Sabrina a chiunque sappia qualcosa, anche il più piccolo particolare. La casa tua è sempre aperta e io sono sempre qua. La famiglia tua è sempre qua. I miei amici lo stanno aspettando, siamo tutti preoccupati. Dopo la pausa, altre notizie dalla nostra regione. Siamo sempre attenti alle segnalazioni dei nostri telespettatori, questa riguarda una denuncia di tipo ambientale, ovvero quella incredibile quantità di rifiuti che si ferma sul naviglio del Brenta a Mira Porte. Questo luogo ha una storia immensa e finisco dicendovi questo: provate a pensare voi cosa significherebbe appunto recuperare quel luogo, metterlo insieme in unità con quelle case analoghe che ci sono dall'altra parte della piazza, rispostare la colonna al punto dove era inizialmente, perché la colonna non l'hanno messa a caso lì nel 1886. L'argomento è l'antica posta, edificio del 1600 in Piazza Barche a Mestre, di fronte alla colonna della Sortita, e che ha una storia notevolissima. Parliamo dell'edificio. Bisogna innanzitutto puntualizzare una cosa: non stiamo parlando di un rudere, perché abbiamo di fronte un edificio integro che ha l'unica ferita causata dalla bomba del 1944 del battaglione Felisati, che è quella parte che noi vediamo crollata sulla sinistra verso Coin. L'attuale immobile, da decenni lasciato in rovina e letteralmente incartato da teloni. Ora associazioni, cittadini e professionisti di Mestre, insieme con la Soprintendenza ai Beni Culturali, vogliono salvarlo. C'è un progetto del comune che prevede infatti al suo posto una torre di 7 piani. Nessuno dice di essere contro il privato che costruisce, ma tutti chiedono di valutare la possibilità di salvare quell'antico immobile più volte dipinto dai grandi vedutisti della storia. Il Canaletto, cioè e il nipote Bernardo Bellotto, che si faceva chiamare anche lui Canaletto, cioè secondo me è una cosa straordinaria, cioè io credo che qualsiasi persona che venga a conoscenza di una storia simile possa solo rimanere estasiato e dire: ma come si fa a demolire un edificio del genere? Questa, avrete notato, è un'importante battaglia su un edificio storico di Mestre, ed ecco ora il servizio invece che parla del naviglio del Brenta. Politicamente non abbiamo risposte, né destra, né bianchi, né rossi, né gialli. Qui siamo abbandonati. Miraporte era la Cenerentola, è diventata una fogna, quella è la fogna. La fogna è il tratto del naviglio del Brenta che si trova davanti alla casa di questo come di altri residenti di Miraporte. L'esasperazione è quella di chi da troppo tempo deve fare i conti con una situazione intollerabile.
Rifiuti di ogni genere, persino la carcassa maleodorante di un animale, si accumulano quotidianamente appestando l'aria. Tra comune, regione e genio civile, le segnalazioni dei residenti si perdono nel vuoto, la poca manutenzione è insufficiente. È venuto un camion, ha fatto così, ha fatto 10 bracciate con specie di ragno così, e tra l'altro l'ha sporcato dappertutto perché prendi così, butta sul camion, e però ha portato via il 20-30% di quello. Infatti vediamo che dopo una settimana siamo così, insomma. Il problema è anche di Mira, che essendo l'ultimo dei comuni praticamente si accumula questa bottiglia potrebbe partire da Bassano, chi me lo dice, no? Ricordare che la riviera del Brenta, per le sue bellezze artistiche, era stata definita una prosecuzione del Canal Grande di Venezia, appare stridente davanti alla condizione in cui si trovano a vivere queste persone. Dei lavori idraulici di alcuni anni fa, ci raccontano, hanno tenuto le bocche dove passava l'acqua sotto la strada, sotto il livello medio del Naviglio, bloccando tutto ciò che galleggia e che normalmente sarebbe stato fermato a Fusina nel suo tragitto verso il mare. Come si potrebbe risolvere questa situazione? Abbassando di notte l'acqua. Allora le immondizie passano e vanno a finire a Fusina, dove ci sono già delle griglie che là automaticamente sono organizzati per non farle andare in laguna, giustamente. No? Non ci vorrebbe molto. No, basterebbe. C'è stato un periodo che l'hanno fatto, c'era un time, noi trovavamo, diciamo, l'immondizia quotidiana, cioè la piazzetta di 2-3 metri quadri, che vabbè, insomma, la macchiolina, no. Qua invece siamo da ottobre, da quando è passata la maratona, che c'è sto accumulo. 2 gravi incidenti mortali nella campagna padovana, siamo alla cronaca. 2 tragici incidenti in campagna nel Padovano, uno nell'Alta, a Lobbia di San Giorgio in Bosco, l'altro a Montagnana. Nel primo caso un agricoltore di 85 anni è rimasto schiacciato sotto il suo trattore. Nonostante i soccorsi dei vigili del fuoco e del personale del SUEM, il medico ha dovuto dichiarare la morte dell'uomo, che dopo pranzo aveva avvisato il fratello, con cui viveva, e sarebbe andato a tagliare della legna con il trattore. Non vedendolo rientrare, il fratello ha dato l'allarme. A trovare il corpo è stato il vicino di casa. Le cause dell'incidente sono al vaglio dei carabinieri. Forse, salendo o scendendo dal mezzo, l'uomo ha perso l'equilibrio e il trattore si è rovesciato. A Montagnana invece sarebbe stato un malore a stroncare un 68enne ex funzionario di banca che era salito su una scala nel suo giardino per potare un albero con la motosega. Trovato a terra da un passante, in un primo momento si era pensato che la caduta fosse stata fatale. Invece, secondo la ricostruzione del medico legale, ma accertamenti sono ancora in corso, sarebbe stato colto da un malore proprio mentre si trovava sulla scala. Nella caduta poi si sarebbe anche ferito alla testa. L'uomo è morto durante il trasporto all'ospedale di Padova con l'elicottero del SUEM. Dopo la pausa altri servizi del nostro Veneto, tra cui il solito ponte a rischio sulla ex statale Valsugana.